Un cordiale saluto, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Apriamo questa finestra informativa nel corso del pomeriggio per segnalare un grave incidente avvenuto intorno alle 14 di oggi lungo la strada statale 14 nei pressi di Cervignano del Friuli, all'altezza della casa cantoniera al chilometro 112 in direzione di Villa Vicentina. Per causa in corso di accertamento è avvenuto uno scontro tra un mezzo pesante e una piccola utilitaria. Le immagini, come si dice in questi casi, parlano da sole. La persona alla guida di quest'ultima è estratta a fatica dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco giunti dal vicino distaccamento di Cervignano. Una volta presa in consegna dai sanitari è stata trasferita a bordo dell'eliambulanza all'ospedale di Catinara, dove si trova ricoverata in gravissime condizioni. L'autista del mezzo pesante è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Palmanova. Per fortuna è fuori pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi di legge, stanno operando i carabinieri. L'arteria, al momento in cui siamo andati in macchina con questa edizione straordinaria del nostro audio-video giornale, è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Per il momento è tutto, chiudiamo qui questa edizione straordinaria. Ulteriori news in merito a questo sinistro della strada nella prossima edizione del nostro audio-video giornale. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. E l'informazione comunque continua perché mentre stavamo proprio montando l'edizione straordinaria del telegiornale c'è giunta un'altra notizia di un altro grave incidente stradale. Ringraziamo il collega Ivan Bianchi del Goriziano.it che gentilmente ci ha fornito questa telefoto dicevamo, di un grave incidente pochi minuti fa all'altezza del Sacrario di Re di Puglia lungo la strada regionale 305. Un'auto è finita contro lo spigolo del muretto di cinta del parcheggio di entrata al Sacrario, nella zona dove parcheggiano solitamente le autorità e eventualmente i pullman. Nel violento impatto un bimbo di 1 anno che si trova all'interno dell'auto è stato trasferito, dopo che è stato estratto dalla stessa, in codice rosso a bordo dell'ambulanza all'ospedale di Catinara. Le sue condizioni sono critiche per le ferite riportate in diverse parti del corpo dopo il violento impatto. Rilievi di legge da parte dei carabinieri della compagnia di Gradisca di Sonzo sul posto, come detto, per i rilievi. L'incidente è accaduto intorno alle 14:45. Il bambino che vedete in basso, vicino al vigile del fuoco che gli sta forse anche parlando, insomma, per cercare di rincuorarlo in qualche maniera, è stato poi, come vedete, imbarellato e trasferito d'urgenza all'ospedale di Catinara. Le sue condizioni, come detto, sono critiche. Le notizie ci sono appena giunte in redazione, dunque anche noi cerchiamo un attimo di andare un po' con le pinze per cercare di non dare notizie un po' in un certo senso, cercare anche di come si dice, di potervi dare quello che è successo in tempo reale, ma senza esagerare. Ma per quello che ci riguarda, insomma, le notizie che ci stanno arrivando anche tramite WhatsApp, con l'aiuto e l'ausilio anche di altri colleghi che stanno operando sul posto, sono veramente critiche. La foto non descrive esattamente il tutto di quello che è lo scenario che è apparso ai soccorritori. Chiaramente anche in questo caso vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso del pomeriggio per quanto riguarda la normale programmazione del nostro audio video giornale. Grazie come sempre per la visione all'ascolto. Termina qui questa edizione straordinaria e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.